Prova, prova. Sì. Eccoci amici delle edicole di Pinuccio, buonasera, siamo in diretta dal Palazzetto dello Sport Italo Bonini di Cinquefrondi. Vi trasmettiamo la prima partita di campionato Serie B maschile, girone I. Ad affrontarsi saranno la Viper Pallavolo Jolly Cinquefrondi e la Sicily Beach Volley School Villafranca Tirrena. Siamo 7-4, ci scusiamo un attimo per il ritardo, abbiamo avuto qualche problemino. Intanto servizio out degli ospiti, 8-4 il punteggio. Sono tante novità sia per noi dell'edicola sia per il referto, perché c'è il referto elettronico, l'avevamo notato adesso, e al commento anche perché con me come sempre c'è Renato Gallo. Buonasera, buonasera a tutti. E ospite speciale dell'EDP quest'oggi Luca Degli Esposti. Buonasera, buonasera a tutti. Luca, palleggiatore l'anno scorso della Jolly Cinquefrondi, poi un brutto infortunio, si è affermato, ma tu hai sempre voglia di... Sì, oggi siamo qua di tornare in gioco in questa veste, ma presto ci rivedremo. Intanto gioca bene la Sicily Volley School, 8-6 il punteggio. Facciamo un piccolo recap di quanto successo in questa prima parte di gioco. Due squadre che sono in fase di rodaggio, Jolly molto giovane, Sicily Beach Volley School con un bel po' di elementi di esperienza. Comunque se la stanno giocando, possiamo dire, ad armi pari. Intanto l'attacco centrale vincente della Jolly Cinquefrondi con una new entry è Francesco Figlianotti. Francesco? Non è Federico? Sì, Francesco. No, Francesco, okay. A posto. Perché c'è anche Federico in panchina. C'è il fratello. È il fratello. Marco Pugliatti al servizio sul 9-6, spin per lui. Schifilliti verso Corso, che schiaccia bene, ottiene il 7° punto. Cavalli di ritorno nella Jolly Cinquefrondi, Domenico Laganà l'opposto, Marco Pugliatti l'alzatore, Fabio Remo che torna da schiacciatore e Max Lopetrone che farà il libero per Tanto la stagione. al servizio un altro ex Della partita, Francesco Pugliatti, fratello di Marco, che sbaglia questo servizio. 10-7. Altro cavallo di ritorno per la Jolly Cinquefrondi in panchina con il mister Franco Giglietta, per anni il secondo di Antonio Polimeni, che salutiamo, alla guida del Franco Tigano Palmi in Serie A3. Tanto riceve Ciccio Pugliatti, la schiaccia Mazza, di là gioca la Jolly con Mimmo Laganà, Schifilliti, stavolta va dall'opposto, copre Marco Pugliatti, chiamato in causa Fabio Remo, il pallone che si insacca per l'11-7. Come sempre il Pallabonini caldissimo. Luca. Sì, non è facile giocare qua ad avversari. E poi molto meglio giocarci in squadra. E comunque si vede il lavoro che sta facendo la Jolly, perché ogni palla recuperata fino adesso è stata trasformata in punto, quindi hanno un'ottima fase break. Vediamo le due panchine inquadrate. A seguire la squadra ospite e l'allenatore Pippo Staiti, squadra che è schierata in campo con il libero Francesco De Francesco Giuseppe, il centrale Schifilliti Gianluca, l'alzatore Schifilliti Maurizio, l'opposto Emanuele Corso, lo schiacciatore Carmelo Mazza,
l'altro schiacciatore Francesco Pugliatti. E c'è l'altro Di centrale, Pasquale al Cucca, servizio. che sta sostituendo Porcello. Schifilliti intanto va da Mazza, si tuffa il giocatore della Jolly, era Marco Pugliatti, ma non riesce a recuperare. 11-8. Jolly invece schierata in campo con il libero Lopetrone. Dionisio Di Pasquale alla sua stagione numero della Jolly, alla Jolly 5 Fronti. Fabio Remo che riceve adesso Pugliatti, il centrale Filianoti con Melara e poi l'opposto Mimmo Laganà. Pugliatti in bagger rovesciato, free ball, vediamo come la sfrutta la Jolly 5 Fronti. Pugliatti va in pipe da Dionisio Di Pasquale, ottima gestione di palla, buona la cabina di regia. Luca. 12-8. Dicevo, sta gestendo bene il direttore d'orchestra della Jolly. Ottima distribuzione da parte di Marco, che sta tenendo caldi i suoi schiacciatori anche quando sono in seconda linea. Filianotti al servizio, stavolta è buono, tocca il muro della Jolly, copre a fondo Dionisio Di Pasquale ma non alza abbastanza il pallone. 12-9. Ha fatto il possibile Dionisio Di Pasquale, ci poteva arrivare qualcuno su questo secondo tocco. Quindi servizio Sicily Beach Volley School con Emanuele Corso all'opposto, che tira però un siluro, missile terra aria. 13-9. Salutiamo anche tutti i messinesi che ci stanno seguendo in questa trasferta per loro. Ed è al servizio Mimmo Laganà, opposto forse calpesta, infatti sì, questa volta l'arbitro se n'è accorto. 13-10. Rivediamo anche il replay offerto dalla regia. Eccolo, era un po' coperto da Dionisio ma comunque si è visto. Spin anche per Mazza, riceve Dionisio Di Pasquale, bravo Marco Pugliatti a rimandare di là, ma c'è la copertura di suo fratello Francesco. C'è il tocco del muro. 13-11. Qualche dubbio su questo tocco chiamato? C'era, a me da questa posizione sembrava di sì. Quindi a -2 la Sicily Beach Volley School. Ancora Mazza al servizio, ancora spin per lui, è buona su Fabio Remo. Marco Pugliatti va proprio da Fabio Remo, schiaccia bene, recupera Ciccio Pugliatti e rimanda di là De Francesco. Gestione palla di Pugliatti, pallonetto vincente di Mimmo Laganà che ci mette tutta la sua esperienza. 14-11. Quanto vale questo colpo, Luca? Sì. La palla un pochino bassa dietro, ma che Domenico l'ha saputo gestire bene, prendendo il massimo da quello che poteva prendere da questo colpo. Per Mimmo Laganà, diversi anni alla Franco Ticano in Serie A3. Fabio Remo al servizio, riceve De Francesco, Schifilliti per Schifilliti. Buono questo primo tempo. 14-12. Eccolo qua, vediamo, bella l'elevazione di Schifilliti, che adesso è al servizio. Riceve Dionisio Di Pasquale, Marco Pugliatti, proprio da Dionisio Di Pasquale, recupera con un piede Cucca e poi Pugliatti a rimandare di là, l'attacco centrale di Melara. Ciccio Pugliatti, forse tocca la rete, non viene chiamato niente dall'arbitro. 15-12. Però c'era un fallo a rete, c'era un fallo a rete del muro. Sinceramente non ho visto muovere la rete. Tu sei più sulla mia destra, forse? Sì. Ah no, sei un po' impallato dall'arbitro. Sì, ho un po' l'arbitro davanti, ma no, sinceramente non mi è sembrato che... Accennate proteste della Beach Volley School Villafranca. È andato sotto cambio. il stagione dell'arbitro Schifilliti. Cambia il servizio per la Jolly 5 Fronti. Entra Andrea Crucitti, esce Antonio Melara. Altro nuovo volto della Jolly 5 Fronti.
ha ottenuto la promozione con la New Fides Volley Campo Calabro in Serie C, e la Jolly Cinquefrondi l'ha chiamato. Lui ha sposato subito questa causa. Buona la sua spin, buona anche la ricezione, ma è out il colpo di Ciccio Pugliatti. No, c'è il tocco, quindi 15-13. Si chiude il cambio, esce Crucitti, rientra Melara, che poi lascia il posto al libero Lopetrone. Primo arbitro Richichi, +1. secondo arbitro Claudia Durante. Sì, +1 per Villafranca. Schifilliti al servizio, un po' di indecisione qui per Lopetrone. Comunque recupera la Jolly. Buono il colpo forte di Dionisio Di Pasquale per tenere questo importante distacco di 3 punti. Giusto, Luca? Sì. Dionisio è sempre un riferimento importante per l'attacco della Jolly. Comunque forse magari lo dico a fine primo set, lo dico a fine primo set, dai. Marco Pugliatti al servizio. Sì, +1 risponde a +1. Bella la sua spin forte, De Francesco non tiene, saltano in due. Sì. Era già Ha contestato, mi sa. la palla. Sì. L'ha messo Domenico. Opla. Ha fatto sì, segno ok Domenico con la mano. 16-14. Io ho visto palla a terra quando c'è stata, Sì, infatti perché la schiacciata era forte. Non molto sicuri i due arbitri fino ad ora. Ciccio Pugliatti al servizio, sbaglia, ed è il 17° punto per i padroni di casa. La Diper Sport Specialist Jolly Cinquefrondi. È pronto Dionisio Di Pasquale al servizio, come sempre parte dal fondo. Su Pugliatti, Schifilliti al centro da Schifilliti, chiude bene. 17-15. Ricezione doppio più di Pugliatti. E vediamo adesso al servizio Cucca, che come dicevo è al posto di Porcello. Sì, esatto. Out però il suo servizio, fa buona guardia Max Lopetrone. 18-15. Cambio. Sì, cambia il servizio, esce Filianotti, entra Emanuele Renzo, confermato anche lui. Sicuramente è cresciuto molto Luca. Sì, tu che ci hai giocato l'anno scorso. Sì, è cresciuto molto sotto tutti i punti di vista. Poi è una buona salto float. Vediamo ora. Eccola qua, molto tesa. Recupera la Jolly con Remo Pugliatti, va in pipe da Dionisio Di Pasquale. È un grande colpo per ottenere il punto del 19-15. Tutto parte con la buona float di Renzo. Recupero pallone. Intanto non so se ci avete sentito prima, ma lo ridico, c'è il referto elettronico in Serie B, prima volta ovviamente. Emanuele Renzo riceve Pugliatti così, Remo poi schiaccia forte su questa slash. Buon cambio da parte di mister Biglietta. Time out, il secondo di questo set, chiamato da mister Staiti. Vedi, abbiamo l'aiuto più tecnico, ho detto che quella era una slash e confermo, è giusto? Confermo una slash. Questi nomi tecnici purtroppo mi mancano. Sì. Eccola qui la doppia panchina sinistra, la Volley School Villafranca, panchina destra la Jolly Cinquefrondi, che quest'anno ha cambiato colore di maglia
con un blu molto scuro, un blu. Il tuo microfono abbasso. Vedi qual è? Qual è il tuo? Che è il secondo, il terzo. Spalle di nuovo in campo al Pallaponini di Cinque Frondi. 20-15. Intanto vi invito a mandarci feedback, ovviamente, se ci state sentendo, se ci state vedendo bene. Si aiuta con il nastro Emanuele Renzo. Corso, fa invasione di piede dopo la buona giocata di Fabio Remo in salto. 21 per la Jolly Cinque Frondi, 15 per Villafranca Tirrena. Cosa ha da dire mister Staiti in questa pausa? I finali di set ora è bello perché da un lato abbiamo giocatori comunque di esperienza che possono con 2 o 3 azioni girare un match, e dall'altra una squadra che è in un trend positivo e deve mantenere questo andamento. Emanuele Renzo quindi ancora al servizio, stavolta il nastro non gli dà una mano e quindi 16° punto per gli ospiti. 21-16, cambio, si chiude il cambio, esce Renzo, entra Piglianotti che poi lascia il posto a Lopetrone. Due liberi, stanno facendo. Ah sì, ho notato adesso che c'è il doppio libero nel Villafranca, con Germanà libero di difesa e De Francesco libero di ricezione. Intanto errore al servizio. 22° punto per la Diper Sport Specialist Jolly Cinque Frondi, 22-16. Mimmo Laganà al servizio, l'opposto della Jolly Cinque Frondi, con la sua Ricezione lunga. sì. Forse ora deve forzare un po' di meno, invece forza! La forza benissimo Domenico Laganà. 23-16. Cambio in pista per Villafranca Tirrena. Esce il numero 11 Mazza, entra il numero 12 Princiotta. Ed è ancora Mimmo Laganà al servizio. Mimmo Laganà che tra l'altro ha fatto l'esordio in Serie B con la Jolly Cinque Frondi qualche anno fa. Lui che era un giocatore di beach volley. Ancora forte la sua spin, la sistema Schifilliti. Recupera la Jolly Cinque Frondi. Dionisio Di Pasquale con questa palletta ed è stato bravissimo. Era lui, era Antonio Bellara, giusto? 24-16. Primo set point. Bravo Antonio, in questo caso classe 2003 della Jolly Cinque Frondi, anche lui cresciuto in maniera esponenziale. Ed è ancora Laganà al servizio. Bella la sua spin, tiene bene De Francesco. Buono il primo tempo. Il Villafranca 24-17, annullato il primo set point. Cambio del libero. E questa la fast? No, questa è una 7. Ah, ok, questa è una tesa al centro. Però devo dire che in questo primo set sta facendo la differenza il servizio tra le due squadre. Sì, a prescindere dal numero di errori, proprio l'incisività del servizio. Cucca era al servizio. Mimmo Laganà mette giù un gran colpo e chiude il primo set 25-17 per la Jolly Cinque Frondi. Abbiamo visto un bel set, Luca. Sì, un bel set combattuto fino Facciamo un saluto a Walter Vaiana che ci sta seguendo e anche a Conci. Ciao Conci.
Vediamo intanto chi sta giocando in questa giornata di campionato. Abbiamo Volley Letojanni che affronta Paumar Volley Siracusa. La Jolly 5 Fronti la stiamo seguendo in diretta contro Sigili Fratelli Anastasi Villafranca Tirrena. Poi la Torno Callipo Calabria Vibo Valencia ospita a Vibo la Costa Dolci Papiro Catania. Poi abbiamo la LCT Warriors Via Grande contro Re Borbone Saber Palermo. E due riposi, la Raffaele Lamezia e la GAM Service Aquila Catania. Perché due squadre che riposano? Perché a pochi giorni dall'inizio del campionato, qualche giorno fa, si è ritirata la squadra di Partinico. Sì. Un campionato siccome il calendario era già fatto, sì, allora non è stato rimodulato. Mi sembra che l'ultima giornata di campionato sia il primo aprile, i primi di aprile. Campionato breve allora, rispetto ad altri gironi. Speriamo che nessuno faccia un pesce d'aprile. Speriamo. In quella giornata. Mentre vi ricordiamo anche di seguirci sui nostri canali social Facebook, Instagram, Edicola di Pinuccio, il nostro sito www.edicoladipinuccio.it. Potete anche scansionare il QR code che vedete qui in basso a sinistra. Mentre le due squadre sono pronte a rientrare in campo. Guarda chi c'è sotto rete, due compagni di squadra, ex compagni di squadra alla Franco Ticano Palmi. Sì. Schivilliti e Lagana a chiacchierare, a ridere insieme. Queste sono anche le cose belle della pallavolo. Sì, lo so. Sono le cose belle della pallavolo e le cose brutte da vedere da questa posizione, perché se guardo i giocatori che sono in campo sono più gli anni che ho passato insieme a loro su quel parquet, su quel Tarofex. È vero. Dicevi, dopo quanti anni? 20? Oggi è il primo sabato dopo 22 anni che non sono là, ma che sono qua. Quindi fa comunque un certo effetto. La bimba ti sta seguendo a casa? Sì. Ho una splendida bimba e una mamma che mi stanno guardando da casa. Ti stanno sentendo, poi ci facciamo anche vedere, sì. Ci affacciamo alla telecamera. Tutto pronto per questo secondo set qui al Pallabonini di 5 Fronti, 25-17 il primo. Ora vedremo il secondo. Figlianoti al servizio. Lui scuola LAC Reggio Calabria. La LAC che è una squadra che da anni ormai ha un grande settore giovanile qui nella provincia di Reggio. Ha vinto anche un bel po' di campionati regionali. Quindi Filianoti al servizio. Riceve De Francesco. Schifilliti va da Princiotta, novità di questo set per Villafranca Tirrena. Ancora Princiotta chiamato in causa, sporca il muro della Jolly, ma il pallone non è giocabile, quindi vantaggio per gli ospiti. Quindi Luca, si riposa Mazza e sta giocando. Sì, è partito Princiotta titolare. Era già entrato nell'altro set. Confermato quindi in questo set. Mentre al servizio è pronto Corso. Spin per lui. Pallone che torna nel campo avversario. Proprio Corso a schiacciare forte. E una doppia di Marco Pugliatti. Non ha girato più di tanto il pallone, Luca?
Beh, la posizione del corpo sotto la palla era giusta, diciamo che a volte dipende anche dalla fiscalità soggettiva dell'arbitro. Sì, sì. Considerando il metodo di giudizio che sta utilizzando si poteva anche lasciar correre. Sì. Out il servizio di Corso, quindi primo punto per la Jolly 5 Fronti, 1-2. L'opposto, la Canal servizio. Spin per lui, occhio al piede. De Francesco tiene bene. Trinciotta chiamato in causa, pallonetto, bravo qui Fabio Remo a recuperare Domenico Laganà, pallone che danza sul nastro. Laganà si fa un'autocopertura. Pallone che sbatte sul nastro, chiamato dietro in causa Corso, ma c'è il monster block della Jolly 5 Fronti, 2 pari. Melara che quando arriva è posizionato bene fa sentire comunque la sua presenza a muro. I suoi centimetri pure, sì, molto alto, molto grosso anche lui, migliorato non solo dal punto di vista tecnico ma anche dal punto di vista fisico. Spin stavolta un po' più leggero, un po' più soft. Qui Lopetrone non riesce a giocare il pallone. 2-3. Salta bene da fuori dal campo, l'abbiamo visto nel replay. Era Corso che ha schiacciato? Sì, sì, Emanuele Corso. Sì, che sia Corso che Pugliatti fondamentalmente fino ad ora sono stati i punti di riferimento da parte della Sicily in attacco. 2-3. Palla alla Sicily Beach Volley School. Trinciotta al servizio, riceve Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va da Fabio Remo, copre bene Lopetrone. Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà per il 3 pari. Anche per Marco Pugliatti 3 anni, 3 anni di Serie A3. E l'anno scorso in A2 l'esperienza insieme sì, a Motte di Livenza, insieme al fratello Francesco. Da fondo campo Fabio Remo la gioca con il numero 13 Pugliatti, palla in 3-4. Si è vista bene, il pallone non era molto forte, quindi eccolo lì sulla linea, proprio la schiacciata davanti al mister Franco Giglietta. Schivilliti, la slash di Dionisio Di Pasquale, ma guarda Marco Pugliatti, che muro per lui. Quanto può gasare un punto così per un alzatore? Sì, questi sono i punti che galvanizzano un palleggiatore perché solitamente serviamo i nostri compagni per fare punto, ma quei pochi che riusciamo a fare valgono il doppio moralmente. Intanto Antonio Melara al servizio, pallone alto, passa di nuovo in vantaggio Villafranca Tirrena, 4-5. Ha colpito proprio in alto il pallone Melara e quindi ha fatto partire una parabola. Ace per Villafranca Tirrena, 4-6. E se non mi sbaglio, primo break. No, sì, forse il secondo. Sì, perché c'è stato lo 0-2 iniziale. Schifilliti al servizio, ancora lui, corta su Lopetrone che però è stato bravo. C'è il fallo del muro in discesa del Villafranca Tirrena. 5-6 ed è pronto Marco Pugliatti al servizio.
Buona la sua spin, tiene bene Villafranca Tirrena. Bravo qui! Nuovo centrale della Jolly 5 Frondi. 6 pari. Sei sicuro che ho posto questo? No, Federico il centrale, Francesco l'opposto. E questo qui? Federico. Il 18. Francesco mi ha detto. Out, stavolta il servizio di Marco Pugliatti. Torna in vantaggio la formazione ospite, 6-7. 18, Francesco è fuori. Servizio di Ciccio Pugliatti, 7 pari. Forse era un po' indeciso su questo pallone. Sì, forse il lancio un po' basso, voleva battere corto e la palla è scesa più rapidamente del previsto. Mentre il capitano della Jolly 5 Frondi al servizio con Dionisio Di Pasquale. Il bugger Ciccio Pugliatti per Brinciotta, altro monster block della Jolly 5 Frondi. No, out. Quindi 7-8. Cucca al servizio. Riceveremo per la Jolly. La Ganà fa danzare il pallone sul nastro dopo il tocco del muro. 8 pari. Adesso le due squadre stanno andando punto a punto. Federico Figlianotti al servizio, riceve De Francesco. Buona la rotazione di braccio di Schipilliti. Sì, ottima l'intesa tra Schifilliti e Schipilliti, che sono stati anche compagni per molti anni, e infatti si vede tutto in questa azione. Vabbè, hanno il cognome simile, quindi Sì, se non l'hanno intesa loro è facile avere intesa. Fanno l'enigmistica insieme, cambio sillabico. Buona la spin, riceve però bene Dionisio Di Pasquale, svirgola qui Antonio Melara, salta Remo, recupera Melara in discesa, rimbalza sul muro la schiacciata di Nicola Ganà del 9 pari. Forse è la crisi d'astinenza, ma io mi sto divertendo a guardare questa pallavolo. Mimmo Laganà al servizio, ancora forte, recupera Villafranca Tirrena, Princiotta rimanda di là, free ball, vediamo come la gestisce la Jolly con Lopetrone, Pugliatti dietro, non trova però il suo posto, schiacciata forte, duello aereo, palla spinta dal muro del Villafranca Tirrena. E nuovo vantaggio per i siciliani, 9-10. Match combattuto? Sì. Nel primo set si sono alternate le due squadre, Sì, invece sì. Adesso stanno andando a punto a punto. Servizio Villafranca Tirrena, pallone che scende ed è ace. Era Princiotta, 9-11, sì, Princiotta. Guarda mister Pippo Staiti, dov'è? Cosa guarda un allenatore quando è in quella posizione? Cosa guarda Luca? Il posizionamento dei suoi. Sì, è pronto in difesa e in copertura insieme ai suoi compagni. E intanto qui la grandissima giocata del Villafranca Tirrena. Una bella difesa sulla schiacciata di Laganà. 9-12, piccolo blackout della Jolly 5 Frondi, chiama timeout mister Franco Giglietta. Difesa e contrattacco. Bel match, c'era una reazione pronosticabile in questo secondo set da parte di Villafranca.
ma comunque la Jolly non demorde perché è sempre sul pezzo. Squadre di nuovo in campo alla palla Bonini di Cinquefrondi. Oh, altro errore in ricezione per la Jolly Cinquefrondi. 9-13. Avevo detto che dicevo una cosa a fine primo set, poi non l'ho detta. Meno male che non l'ho detta a fine primo set. Cambio in vista per la Jolly. Ovviamente mi riferivo al miglioramento delle ricezioni della Jolly. Però dobbiamo dire anche che c'è stato un innalzamento del livello della battuta da parte delle Villafranca Messina sì. rispetto al primo set. Questo. Cambio nella Jolly, è entrato Renzo al posto di Laganà, giusto? Quindi Renzo schierato opposto. Doppio cambio. In questo e caso poi è entrato Laurendi al posto di Pugliatti, portando di nuovo l'attacco a 3 in prima linea. Il palleggiatore è entrato al posto dell'opposto. Si inverte alzatore con opposto. Ci vuole un pochettino di tempo perché la novità del referto elettronico può portare via un po' di minuti. La tecnologia, però giustamente siamo nel 2022, quindi sì, ci sta. Era anche errore al servizio del Villafranca Tirrena. 10-13. Stavamo parlando del miglioramento a servizio del... Lo so, è giusto adeguarsi ai tempi. Ci vorrà un po' di tempo come in tutte le cose. 10-13, Remo al servizio, pallone alto, riceve De Francesco e ancora una volta buona la combinazione. Schifilliti. 10-14. Si chiude il cambio della Jolly di già. Quindi rientra Pugliatti al posto di Laurendi, rientra Laganà al posto di Renzo. Salutiamo anche un altro ex Jolly, Andrea Belcastro. Ciao Andrea, che ci sta seguendo. Non ho avuto modo di salutarlo oggi, non l'ho visto, ma il mio grande compagno di squadra, nonché il mio secondo palleggiatore. Quindi ciao Andrea, ti aspetto qua in palestra. E perdiamo ancora un po' di tempo per il referto. Ok, ora tutto pronto. Sta a sentire il palla Bonini al servizio, l'autore dell'ultimo punto, Schipilliti. Così la ricezione di Dionisio Di Pasquale sistema Pugliatti. L'altro Pugliatti a schiacciare forte e a ottenere il 15° punto per la sua squadra. 10-15. Sta avendo un bel po' di problemi in ricezione in questo caso la Jolly. È difficile mantenere sempre lo stesso standard. Sì. Tutta una questione mentale anche dall'altro lato, stavo dicendo, per quanto riguarda il servizio, ma mi hanno fatto anche un po' ricredere. 11-15. Altro cambio, Crucitti, esce Melara. Sì, l'abbiamo visto anche nel primo set questo cambio, con una buona spin di Crucitti.
Possiamo soprannominare D'Artagnan. Vero. Vediamo la stoccata di D'Artagnan. Opla, bella. Riceve però bene la Sigili, questa è doppia di Fabio Remo. Ah, c'è stato il palla a muro pure. Quindi 11-16. Si è chiuso ovviamente il cambio della Jolly, quindi è uscito Crucitti ed è rientrato Melara, che poi ha lasciato posto a Lopetrone. Lopetrone che ha scelto lui quest'anno di fare il libero. Ha voluto cambiare un po'. Dionisio Di Pasquale riceve, Pugliatti va dietro dal suo posto, ma c'è una buona guardia del Villafranca Tirrena, buona guardia anche di Lopetrone. Bella lanzata di Lagana per Dionisio Di Pasquale, ma c'è un super monster block del Villafranca Tirrena. 11-17. Un bello scambio di pallavolo è stato questo. Sì. Sì. E Sì, l'andata ottime di Lagana. difese. Sì. Le difese sugli attacchi di Lagana. (11-17 più 6 addirittura del Villafranca). Servizio che si ferma però sulla rete, quello di Schifilliti. 12esimo punto Jolly. 12-17. Ed è il setter della Jolly Cinquefrondi al servizio. Spin per lui, De Francesco riceve, Corso schiaccia bene sul muro avversario. 12-18. Ha ottenuto il massimo Corso, Luca, con questa giocata. Sì. Ora la Jolly può vantare, però Domenico è andato in prima linea e quindi ha delle rotazioni a suo vantaggio. Vedremo. Pugliatti su Lopetrone, Pugliatti alza per Lagana. Oh, recuperano i giocatori della Jolly, non c'è invasione di Mimmo Lagana. Princiotta schiaccia sulle mani del muro avversario. Pugliatti la difende, l'alzata di Remo all'indietro per Lagana. Altra copertura in bugger Germanà. Pugliatti ancora in bugger per Lagana, ancora Germanà. Bello scambio tra le due squadre. Princiotta, il muro della Jolly Cinquefrondi, pallone che torna nel campo della Jolly con Mimmo Lagana. 13-18. Questa azione commentatela voi, perché è stata bellissima. Si lamentano i giocatori del Villafranca Tirrena per una possibile invasione di Mimmo Lagana, ma non c'è stata, perché era fuori dal campo, era fuori dall'asta, quindi Dionisio Di Pasquale al servizio, slash di De Francesco, e quindi ne approfitta la Jolly Cinquefrondi. 14-18. De Francesco per la ricezione, Germanà per la difesa, i due liberi del Villafranca Tirrena, che adesso chiama formazione con il capitano che è Princiotta. Dionisio Di Pasquale ancora al servizio, ancora così la ricezione di De Francesco. Princiotta, così l'alzata, comunque recupera la Jolly, così anche De Francesco. Si tuffa Lopetrone, un po' di confusione in campo, poi Fabio Remo, stavolta bravo De Francesco, bravo anche Schifilliti dietro, pallone che si insacca ed è 14-19.
È salito tantissimo il livello della difesa. Sì, forse qualcosa da ridire. Sì. Sulla difesa del Villafranca. Era una parata più che una difesa. Servizio di Cucca. Si aiuta con il nastro, la prenderemo in pipe Dionisio Di Pasquale, copre Schifilliti poi in bugger per Princiotta, la copertura ancora di Remo. Pugliatti, come ha fatto? Come l'ha presa? Mimmo Laganà poi a mettere a terra, l'abbiamo rivista anche nel replay. Come ha fatto Marco Pugliatti ad alzare questo pallone? Bravo, era in ritardo col corpo ma è riuscito a compensare bene con le braccia e con le mani. 15-19. Figlianotti al servizio, riceve Pugliatti. Schifilliti va da Princiotta. La gioca la Jolly, Pugliatti va dietro da Laganà, un pallone un po' arretrato, ci arriva De Francesco, schiaccia Fabio Remo e ottiene il 16° punto. Guarda l'alzata di Marco un po' arretrata per Laganà. Laganà con quel pallonetto è riuscita a mandare il controtempo a De Francesco. Sì, Domenico è un grande saltatore, quindi da quell'elevazione riesce a gestire bene anche quando i palloni sono meno precisi. Andiamo nelle due panchine. Panchina a destra Villafranca Tirrena, panchina a sinistra la Jolly 5 Fronti. Chissà cosa ha da dire mister Franco Giglietta ai suoi. In questo momento sta parlando con Laganà. (16-19) squadre di nuovo in campo qui al Pallabonini di 5 Fronti. Jolly avanti 1-0 di set, sotto di punteggio 16-19. Figlianotti al servizio, riceve Pugliatti, si va dietro da Corso che non si faceva sentire da un po', Luca. Sì, da questa parte vediamo a muro Laganà, Melara e Remo, quindi era probabile che la palla andasse da quel lato. Forse calpesta, sì, infatti. È stato il testo. 17-20 e il secondo fallo al servizio per fallo di piede, uno della Jolly 5 Fronti con Laganà, e questo che abbiamo visto adesso è proprio Laganà ad andare al servizio. Opla. Colpo forte, De Francesco tenuto bene, bravo qui Corso, un po' disperato qui Max Lopedrone, ma era un colpo difficile da prendere, un lungolinea. In questo momento Corso è on fire, quindi giusto. 17-21. Hanno preso le misure sulla battuta di Laganà, si posiziona bene, è libero. Servizio su Dionisio Di Pasquale, Pugliatti va al centro da Melara, bravo qua Princiotta. Francesco Pugliatti mette a segno il 22° punto. 17-22. E altro time out chiesto dalla per Jolly 5 Fronti, chiesto da mister Franco Giglietta. Villafranca Tirrena che in pratica, Luca, sta facendo quello che non ha fatto nel primo set. sì, sembra quasi si sono invertiti i ruoli. Sì.
Sarà quel lato del campo forse. Esatto. Difesa e contrattacco. Le stanno prendendo tutte però, Riceve Dionisio Di Pasquale, Pugliatti va da Fabio Remo, ottiene il money out. 18-22. Fabio Remo è un giocatore che qualora un giorno diventassi allenatore lo vorrei sicuramente nella mia squadra. È un jolly, è un jolly. Può fare il libero, può fare l'alzatore, può fare lo schiacciatore. Tutto, tu può fare tutto. Corso chiamato in causa, smanacciano sia Fabio Remo sia le mani del muro. 23esimo punto del Villafranca Tirrena, 18-23. Ed è pronto al servizio Gianluca Schipilliti. Dionisio Di Pasquale, Pugliatti va proprio da Dionisio Di Pasquale, scocciano le mani del muro avversario. Il 19esimo punto della Jolly, 5 pronti. Princiotta, no, che si arrabbia un po' con Schipilliti perché l'ha mandato in controtempo. Schipilliti non ci è arrivato su questo pallone. Era da un po' che non vedevamo Dionisio in attacco e il match l'ha fatto stare in seconda linea per molto tempo, ora è passato davanti. Diciamo che sono mancati un po' i suoi colpi. Antonio Melara al servizio su Francesco Pugliatti, si propone anche per l'attacco ma non c'è il tocco del muro. 20esimo punto della Jolly, 5 pronti, 20-23. Era netto, dice Ciccio Pugliatti. C'era? Credo di sì. È davanti agli occhi dell'arbitro. Però tra fratelli io non mi intrometterei. Faranno i conti a casa. Bella tesa questa palla di Melara. Ciccio Pugliatti si vendica e ottiene il 24esimo punto. 4 set point a disposizione del Villafranca Tirrena. E Schipilliti che serve il primo dei 4. Asciughiamo il campo, ci vuole un po' di pausa. Indicazione di Franco Giglietta ad Emanuele Renzo che però non è in campo. E quindi è pronto Schipilliti al servizio, pallone flottante su Dionisio Di Pasquale. Pugliatti va proprio da Dionisio Di Pasquale, forte sul muro. Pugliatti alza, bella l'alzata di Fabio Remo. Dionisio Di Pasquale, non c'è il tocco del muro avversario e quindi si chiude qui il secondo set al Palabonini di 5 pronti. 1-1, 25-17, 20-25. Abbiamo visto praticamente nel secondo set il primo set a parti inverse. E vediamo intanto quali saranno i prossimi appuntamenti. Abbiamo no, questi sono quelli di questa giornata, li cambiamo subito. Eccola qua, abbiamo Letoianni che riposa, poi Paumar Volley Siracusa che affronterà la Torno Callipo Calabria Vibo Valencia, Re Borbone Saber Palermo contro Geam Service Aquila Catania, poi la Costa Dolci Papiro contro Raffaele Lamezia, poi la Fratelli Anastasi contro LCT Warriors Via Grande e turno di riposo anche per la Jolly 5 pronti.
Torniamo qui al Palabonini. Mentre si riscaldano in maniera intensa i giocatori. Ma io la posso lanciare la sigla? Non l'abbiamo lanciata, mi volevo far vedere la sigla nuova, ma purtroppo siamo partiti in ritardo. Mentre vi ricordo come sempre di seguirci sui nostri social Facebook, Instagram, Edicola di Pinuccio. Il sito è www.edicoladipinuccio.it. Potete anche scansionare il codice qui in basso a sinistra. Tutto pronto per il terzo set al Palabonini di Cinquefrondi. Squadre di nuovo in campo. Per la Jolly una sola novità: Emanuele Renzo in campo al posto di Fabio Remo. Non lo vedo a Fabio Remo, quindi sì, è così. Fabio Remo è in panchina, nell'angolino in alto a destra. Mentre nella Villafranca Tirrena non ci sono cambi. Sì, quindi confermato ancora una volta Mauro Princiotta al posto di Mazza. Quindi Corso, Princiotta, Schifilliti, Pugliatti, Cucca, i due liberi De Francesco e Germanà. Riceve la Jolly con Lopetrone. Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale. Schifilliti per Schifilliti, schiaccia Corso, recupera la Jolly con Renzo, l'alzata dietro per Laganà, pallonetto, si tuffa Cucca, recupera Melara, ma c'è il colpo trattenuto, ci sta, quindi parte con il vantaggio Villafranca Tirrena 0-1. Villafranca Tirrena ancora al servizio con Cucca, che ricordiamo quest'oggi è schierato al posto di Porcello. Diceva Luca che Porcello è infortunato. Quindi Cucca al servizio, riceve Lopetrone. Pugliatti, duello aereo, pallone che danza sul nastro. Schifilliti forte, bravo qui Lopetrone. Laganà chiamato in causa dietro, è forte il suo attacco, non riesce a tenerlo in gioco Villafranca Tirrena, 1 pari. Quindi primo servizio della Jolly Cinquefrondi, Antonio Melara. Cucca, Servizio teso, oh, pallone che rimane tra le mani di Mimmo Laganà, 1-2. Tra ex compagni di squadra. Schifilliti su Laganà. Corso al servizio. Bella la sua spin, tiene benissimo Emanuele Renzo. E viene curato il centrale Filianotti. 1-3. Muro che era ben schierato, il muro dei Schifilliti.
Quindi Emanuele Corso al servizio, ancora forte la sua spin, tiene benissimo Dionisio Di Pasquale, si propone anche per l'attacco, pallonetto letto bene dai giocatori del Villafranca Tirrena. Renzo a difendere, poi Laganà colpisce forte ma era ben piazzato Corso, e poi il pallone che rimbalza sul corpo di Bricciotta. 2-3. Ogni tanto un po' di sfortuna Luca sì, su questi capita. colpi così. Aveva ottenuto il massimo dal colpo ma non è riuscito a spostarsi in tempo. Sì. Anche lui ex Jolly, Mauro Bricciotta, ex giocatore della Jolly passato. Dio, lo sai che non lo sapevo. Sì. L'ho scoperto grazie a te. Opla! Corso non sa cosa voleva fare. 3 pari. Ha deciso di non forzare all'ultimo secondo. Sì. Pallonetto che si è fermato sulla rete. Marco Pugliatti al servizio, spin per lui. La tiene De Francesco. Corso, pallone che ribalza sulla spina e quindi vantaggio della Jolly 5 Fronti. Fuori asta. 4-3. Prima nastro, poi asta e punto Jolly. Marco Pugliatti che quando ha lasciato la Jolly ogni tanto la tentava una palla spin ma non riusciva benissimo, invece la Jolly lo ritrova con una potenziale spin su De Francesco. Forte il colpo, buono, compatto il muro della Jolly per 2 volte consecutive. Melara con Laganà. 5-3. L'ho visto anche durante le amichevoli a Mimmo Laganà che dava consigli a Antonio Melara su come saltare a muro anche durante il riscaldamento. E chi meglio di lui? Marco Pugliatti ancora, stavolta non forza ed è ace per il palleggiatore della Jolly 5 Fronti. 6-3. Qua è stato bravissimo Marco perché dopo 2 battute forzate, l'ha letta. la terza si dice chiama la battuta play, quella corta, perché la ricezione è sempre lunga che Proprio si la aspetta la terza? botta forte. Proprio la terza? Sì. Si allena. Poi La terza battuta sul deve fratello essere che una play. sapeva che era lungo. Questa mi sa che è una spin. però, Qua sta scegliendo ancora, aspetta, ok, ha scelto, vediamo. Una via di mezzo, sempre sul fratello. Pallonetto, copre proprio Pugliatti. Laganà sbuccia le mani del buon avversario e fa 7. Bravissimo Lo Pedrone a mettere nelle migliori condizioni Domenico per attaccare questo pallone. Mentre Renato c'è un'altra persona molto conosciuta qui al palazzetto di 5 Fronti, Antonio Polimeni, Sì, ho visto. ex allenatore Jolly, adesso al Franco Ticano Palmi. De Francesco, così la sua ricezione, infatti Bricciotta deve andare in bagger, recupera questo pallone, la Jolly lo schiaccia, Mimmo Laganà! Lui, dategli un pallone, lui lo schiaccia. 8-3. Chiama time out coach Staiti. Dategli un pallone a quel ragazzo lì, lui lo schiaccia, non gli interessa se è un po' arretrato, se è avanzato, lui ci va sempre. E andiamo con la doppia panchina. Sinistra, Ottimo turno al servizio scuri. di Marco Pugliatti. e a destra a Jolly 5 Fronti. Squadre che rientrano in campo. Ancora Marco Pugliatti al servizio, e questo time out serve anche un po' a spezzare, no?
il suo servizio. Per cercare di interrompere questo Sono filotto 5 di battute. Quindi ancora l'alzatore della Jolly al servizio su De Francesco, tiene bene. Opla! È stato bravo qua Schipilliti a colpire forte. 8-4. Ad impatto mi sembra l'uomo più cercato Schipilliti del Sì, appena la palla è in una zona dove si può mettere palla in mano ai centrali, lo sta cercando moltissimo. Renzo ha ricevuto per la Jolly, super spike di Filianoti. 9-4. Risponde subito con un centrale. angolata pure, quindi in torsione. Ma è Federico, ha girato no? bene Francesco. verso zona 1. È Federico? No, Francesco, giusto, Filianoti, il centrale. Ormai io li confondo, devo... Federico. È Federico o Francesco? Andiamo a vedere. Federico, sbagliano a chiamarlo al palazzetto, che stanno dicendo sempre Francesco. Dionisio Di Pasquale, un po' di difficoltà in ricezione. Schiaccia bene Pugliatti, ma tiene bene. Bravo. Dionisio Di Pasquale, poi bravo Emanuele Renzo. 10-4. È maturato, eh? Tantissimo. Ad inizio anno l'anno scorso un po' di fatica la faceva sulle palle, Sì, gli aeroplanini erano... ed è cresciuto in maniera davvero esponenziale, assurdo. L'aeroplanino Scende di poco, poco out. Di pochissimo. adesso l'ha messo Dionisio. 10-5. Servizio Villafranca con Princiotta. Vediamo sempre mister Staiti che sta lì all'angolino del suo campo. Schipilliti al servizio. Emanuele Renzo schiaccia forte, Princiotta tiene in gioco. Schipilliti in bugger per Ciccio Pugliatti. Dionisio Di Pasquale fa buona guardia. Mimmo Laganà. E ancora lui l'uomo più pericoloso per Villafranca. Bella alzata. Sì, bella alzata dietro che apre il gioco da parte di Marco, e Domenico in questo momento sta facendo proprio la differenza. 11-5. Filianoti al servizio. Murato! Questo è un monster block. Murato, Ciccio Pugliatti, l'ex della partita. 12-5. E fa male ricevere un colpo di questi, Eh sì, Melara si fa sentire. dagli ex compagni e soprattutto dall'ex palazzetto che si è fatto sentire. Così la ricezione in controtempo, però la Jolly, perché sono saltati in due, Melara e Pugliatti sono saltati, quindi regalo della Jolly 5 Frondi. Sesto punto per Villafranca Tirrena. Cercano di capirsi Pugliatti con Melara. Il primo anno insieme Pugliatti e Melara l'hanno fatto con mister Tomasello in panchina in Serie C. Era il primo anno anche di Antonio Melara. Pugliatti va da Emanuele Renzo. 13-6. La cosa bella in questo set della Jolly è che Marco Pugliatti sta gestendo davvero alla grande i palloni, li sta mandando ovunque. Mimmo Laganà al servizio, forte su Pugliatti che tiene bene Schipilliti. Difende Dionisio Di Pasquale, chiamato in causa Emanuele Renzo. Il muro, Lo Petrone. Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà, bravissimo qui Schipilliti. De Francesco alza il bugger per Pugliatti. Bravo Francesco Pugliatti qui a trovare impreparato
Max Lopetrone, che si aspettava una palla sulla sua destra, invece Ciccio ha trovato lo spiraglio più difficile e è riuscito a mettere la palla là. 13-7 è proprio l'ex Pugliatti al servizio tra i fischi del Pallabonini. Tiene bene Dionisio Di Pasquale, ci arriva Marco Pugliatti su Mimmo Lagana, lungo linea vincente di Domenico Lagana, sulla linea, è proprio lungo linea. 14-7 Emanuele Renzo al servizio. Bella tesa questa battuta, buono il colpo di Princiotta. 14-8 Villafranca sempre costretta a rincorrere. Fabio Remo che dà indicazioni a Massimiliano Lopetrone sulla posizione. Da ex libero a libero, Da ex tutto. È un allenatore. Lopetrone riceve, Dionisio Di Pasquale lungo linea che è out però. 14-9. Rivediamo anche il replay. Yes, ma di poco, di poco. Vede bene l'arbitro Richichi. La battuta di Cucca, riceve la Jolly, la gioca la Jolly con il mani out di Dionisio Di Pasquale per il 15° punto. L'urlo di Dionisio Di Pasquale, ma qui l'urlo originale è uno, che è quello di Mimmo Lagana. L'abbiamo inaugurato noi. Sì, ma non lo sta facendo più. Non lo sta facendo, è vero. È invecchiato un po' forse. Tanto ancora una volta pericoloso Villafranca Tirrena con Schipilliti al centro. 15-10. La Jolly non riesce a prendere le misure a Gianluca Schipilliti. Non è facile, riesce a variare colpi in una maniera impressionante. L'anno scorso Schipilliti è stato anche avversario della Jolly con Volley Letojanni. Di Pasquale pallonetto, recupera però Villafranca Tirrena, salta a corso e salta bene, non calpesta. 15-11. Muro, dov'era il muro? Non bene qui il muro della Jolly. No, c'è stata una scelta di non saltare a muro pensando che la palla fosse più staccata, ma invece Corso è riuscito bene a prendere il tempo e a ottenere il massimo. Anche Corso l'abbiamo visto e rivisto nei precedenti campionati di Serie B. Sì, ci sono i corsi e ricorsi, insomma. Bella la sua spin, ma tiene benissimo Renzo Di Pasquale e mani out per il 16° punto della Jolly 5 Fronti. Abbiamo ritrovato Dionisio. Sì, in questo momento la Jolly Di Pasquale dipendente. Gli ultimi 4 punti sono stati fatti da lui nella Jolly. Le indicazioni di Pippo Staiti ai suoi ragazzi. Ora Schipilli ti voleva il 5 del suo alzatore, però quante volte ti capita, Luca? Pallone che si insacca ed è 16-12. Questa è la palla di Spilinga dove fanno gli insaccati. L'anduia. Amici messinesi, lo diciamo agli amici messinesi. In Calabria si dice che la palla dell'anduia, di Spilinga. E Schipilliti, calabrese no. Riceve Renzo per la Jolly, Pugliatti va dietro da Dionisio Di Pasquale ed è ancora lui a fare punto per la Jolly 5 Fronti. 17-12. Cambio in vista per la Jolly, vediamo, chiamato in panchina Crucitti, però si siede.
le indicazioni anche di Claudio Cimino, presente nello staff tecnico della Jolly Cinquefrondi, con lui anche Salvatore Colloridi in tribuna. Riceve Pugliatti, il money out ottenuto da Francesco Pugliatti per il 13° punto. Bella giocata di Ciccio Pugliatti, a tutto braccio sul muro avversario. Un po' di stop, bisogna asciugare il campo. Ed è Gianluca Stipilliti al servizio per Villafranca Tirrena, servizio che però si ferma sulla rete. 18° punto della D per Jolly Cinquefrondi, 18-13. Cambio per la Jolly Cinquefrondi, esce Filianotti, entra Crucitti al servizio. Abbiamo visto e rivisto questo cambio, primo, secondo set, adesso anche nel terzo. Ottima la sua spin, De Francesco tiene bene, pallone recuperato sia dalla Jolly, si aiuta con il nastro Mimmo Laganà, pallone che rimbalza però troppo. 18-14. Si chiude il cambio, Crucitti esce, entra Melara, poi Melara che lascia il esce posto. Dionisio. Esce Okay. Dionisio Di Pasquale, entra no, Fabio aspetta, Remo. sì, entra anche Remo. Sì, vabbè, Crucitti ha chiuso Cambio, il cambio, ripristino con Filianotti, Lo poi Petrone. è entrato Lo Petrone. Poi è uscito Dionisio Di Pasquale, prende un po' di fiato ed è entrato Fabio Remo. Bella la linea di ricezione della Jolly, con Remo, con Renzo e con Lo Petrone. I tre piccoli. Più uno per la no, Sicily. vabbè, Renzo non tanto, Renzo dai, è più alto. Lo Petrone riceve bene, Pugliatti dietro per Mimmo Laganà. 19-14. Ecco che adesso la Jolly ha cambiato il gioco sul suo opposto. Sta schiacciando più lungo ora Laganà. Sì. Sì. Marco Pugliatti stavolta ha scelto il suo opposto, era da un po' che non si faceva sentire. Beh, in questo set potremmo dire palla in banca alla Laganà per essere sicuri. Sì. Anche se il più fino ad adesso l'ha fatto Dionisio Di Pasquale in questo set. Proprio Mimmo Laganà al servizio, buona la sua spin, tiene benissimo Ciccio Pugliatti, Stipilliti, va da Corso, Mimmo Laganà e ancora lui, fenomenale Domenico Laganà, 20-14. Si applaude anche da solo, guarda. Ovviamente sta applaudendo ai suoi compagni di squadra. E ci mancava Renato. Avevamo nostalgia di Mimmo, ce ne eravamo innamorati in Serie B. Intanto errore al servizio per lui. 20-15. Mi sembra sia il primo. 20-15, sì. Laganà che ha portato la Jolly Cinquefrondi ai playoff per la Serie A3. Lo ricordo, io quell'anno giocavo alle Togliani. Serie A2 all'epoca, non c'era la 3 ancora. Sì, c'era la 3, era il primo anno. Remo intanto alza per Renzo, forse qui è una doppia, ma comunque non riesce a giocare questo pallone Villafranca Tirrena ed è il 21° punto della Jolly Cinquefrondi. Dicevo, Laganà che ha trascinato proprio la Jolly Cinquefrondi ai playoff per la Serie A3 quell'anno. A2. A3.
c'era. Ah, 2. Ce l'era a 2. Allora 2 non c'era. Sì, ricordo bene Non perché c'era la 3 ancora. io giocavo alle Togliani e noi siamo arrivati terzi e ok. Cinque Frondi è arrivato secondo accedendo ai playoff. E la Jolly ha giocato contro la Romeo Normanna Versa. Sì. La Versa con sui 3 set. 3 belle gare, 3 belle gare. Intanto questo Guarda. bugger rovesciato così così. Comunque ci mette una pezza Pugliatti, se non mi sbaglio era lui. Buona la schiacciata vincente della Jolly Cinque Frondi. Indovina chi se non lui. 22-15. Ti divertiresti tu, Luca, ad avere la canale squadra? Sì. Tanti anni, non siamo mai stati compagni di squadra, siamo stati avversari per tantissimo tempo, ma insieme non abbiamo mai giocato. Doppia panchina in diretta. Torniamo sul campo del Palavonini. Siamo 22-15 in questo terzo set. 25-17 il primo, 20-25 il secondo. Emanuele Renzo pronto al servizio per la Jolly Cinque Frondi. Oh, errore in ricezione di Ciccio Pugliatti. 23 per la Jolly, 15 per Villafranca Tirrena. E qui forse un po' di stanchezza, un po' di debolezza mentale di Pugliatti. Sono tante le variabili. Un saluto ad Albano Orlando che ci sta seguendo, mi ha mandato il messaggio: noi stiamo seguendo la diretta Forza Jolly. Ciao Albano, ciao a tutta la famiglia, ciao anche a Peppe Orlando. Dato out il servizio, 23-16. Non mi ricordo il nome della squadra di Peppe adesso, pardon, ma comunque anche lui in Serie A3. Emanuele Renzo, Pugliatti va da Fabio Remo, sono 4 però, non dà il colpo giusto alla palla. Fabio Remo, 23-17. Tocca al servizio, riceve Renzo, Pugliatti va dietro, ovviamente da chi se non da lui, l'opposto, Maganà, 24-17. Sta andando sul sicuro Marco Pugliatti. Sì, sta andando sul sicuro. Villafranca in questo momento non riesce a prendere le misure. È vero che Domenico ha allungato anche le traiettorie di attacco e quindi trova la difesa del Villafranca un po' troppo avanzata. Set point Jolly. Antonio Melara al servizio. Su Princiotta. Buona la schiacciata di Emanuele Corso. 18° punto per gli ospiti. Primo set point annullato. Si va al secondo. Ed è pronto proprio Emanuele Corso al servizio con la sua spin. Errore al servizio per Emanuele Corso. E quindi 2-1 per la Liber Sport Specialist Jolly Cinque Frondi. Praticamente abbiamo visto il set fotocopia al primo set. Si vince solo da quel lato. Sì, è vero. O il campo è in discesa C'è una piccola pendenza. E soprattutto sempre le stesse prestazioni in quel campo, perché Vero. più o meno sempre gli stessi errori. Sì, abbiamo visto un primo set dove la Jolly è partita forte. Nel secondo c'è stata una reazione da parte della Sicily e nel terzo di nuovo la Jolly ha ripreso le redini del gioco. Vediamo ora in questo quarto parziale se ci sarà di nuovo una reazione da parte della Sicily
o se la Jolly riuscirà a mantenere questo andamento. Sto cercando di essere il più imparziale possibile. Anche noi solitamente. Perché da un lato anche noi ci proviamo, ma ogni tanto poi io da una parte ho un gruppo di amici che conosco da una vita e dall'altra c'è una società, la Jolly, che è stata per me nei 2 anni più importanti della mia vita, uno in cui mi sono sposato e nell'altro in cui sono diventato papà, quindi per me è una seconda è difficile casa. Comunque vabbè, lo diciamo ai tifosi della Villafranca, anche noi cerchiamo di essere più imparziali possibile, ma ogni tanto poi il lato tifoso esce sempre, no? Non possiamo farne a meno, ragazzi, non possiamo farne a meno. Soprattutto quando ci sono decisioni un po' dubbie. Quante volte abbiamo fatto attraverso i nostri replay, Renato, il VAR, no? Ce lo siamo fatti, non c'è il videocheck in Serie B e lo facciamo noi. A volte riusciamo a fermare perfettamente la palla su dove è caduta e riusciamo a valutare poi se è un errore o no dell'arbitro. Speriamo non capiti. E che non è facile, è piuttosto complicato con quello che abbiamo per poterlo fare in tempi brevi. Qua, Poi non abbiamo la regista. Che salutiamo come sempre. Sappiamo se ci sta seguendo. Sì, ci sta seguendo, mi ha mandato la foto dalla TV, quindi anche voi mandateci le vostre foto. E salutiamo pure la mamma della regista, che non sappiamo, potrebbe anche seguirci, non sappiamo. Mandateci anche voi le vostre foto, ci state seguendo dai vostri smart TV, dai vostri smartphone, tablet, PC, quello che volete. Mandare i messaggi sul mio telefono perché è impegnato. E squadre nuovamente in campo, pronte per questo quarto set qui al Pallabonini di Cinquefrondi. Finalmente era da aprile che non si giocava, eravamo proprio in crisi d'astinenza, ne avevamo bisogno in un anno importante perché il volley italiano maschile è campione del mondo. Sì. Siamo tornati prima sul tetto d'Europa e poi campioni del mondo. Oggi la femminile per tutto il movimento. Con un calabrese doc, tra l'altro, Daniele Lavia, che ha giocato qui e che ha la prima intervista. Ho visto un post, una foto tua. La prima intervista che ha avuto è stata qua. Era ragazzino, faceva i Webs a 17 anni, quanto aveva? No, di vero. Molti ragazzi che sono passati dai Cinquefrondi poi li abbiamo visti in campionati di Serie A. Tanto gioca la Jolly con Pugliatti al servizio, risponde era Corso se non mi sbaglio, quindi primo punto del Villafranca Tirrena. All'intervista Francesco, che lo intervistava, disse: cari amici dell'edicola, ricordatevi questo volto, lo vedremo in Serie A anche in nazionale. Stiamo parlando sempre di Daniele Lavia. Intanto Marco Pugliatti va da Dionisio Di Pasquale, che è tornato in campo e vuole farsi sentire uno pari. Ancora una volta nel Villafranca Tirrena schierato titolare Princiotto al posto di Mazza. Nella Jolly non ci sono cambi, sì, anzi Renzo a posto di Remo, ancora Pugliatti così nella ricezione, pallone alto, free ball, Pugliatti va da Figlianotti che però smanaccia questo pallone. Nuovo vantaggio per Villafranca Tirrena, 1-2. Poteva fare meglio il centrale della Jolly, è giovane, sicuramente crescerà anche lui. Ai giovani è permesso sbagliare. L'errore fa parte dell'apprendimento. Sì. Buono il servizio spin sul Lopetrone, Pugliatti che cosa sistema
poi Renzo come può colpisce questo pallone, Princiotta rimanda di là, Dionisio Di Pasquale, Pugliazzi va dietro da Domenico Laganà per questa spike sulle mani del muro avversario, 2 pari. Filianotti al servizio, pallone alto, la prende Ciccio Pugliatti, Princiotta salta, tocca le mani del muro, dell'unico rimasto a muro, Laganà, Renzo smanaccia anche lui. 3-2 per Villafranca, deve prendere le misure la Jolly. È pronto Princiotta al servizio, pallone teso su Dionisio Di Pasquale, Pugliazzi va dietro da Laganà, mani out. Si fa accenno anche Schipilliti. 3 pari. Laganà al servizio. Occhio al bomber Domenico Laganà. De Francesco tiene bene. La gioca Melara, però non trova Pugliazzi che era a fianco a lui. Laganà è out. Oh, mani in faccia per Dionisio Di Pasquale. Franco Giglietta in campo in pratica. Manda il replay, manda. L'ho mandato il replay. Stavo guardando. Guardiamolo. Rimandiamolo, vediamo. C'è. No, secondo me è out. Anche l'allenatore della Sicilia ha chiamato la palla buona. Buona? L'ha chiamata Sì. buona? Sì. Era impallato il pallone dal giocatore del Villafranca, quindi non si vede bene nel replay. Comunque Schipilliti intanto al servizio. Renzo riceve, Pugliatti va dietro da Laganà, sempre nello stesso posto. Tiene Dionisio Di Pasquale, free ball, vediamo come la sfrutta la squadra ospite con Pugliatti che colpisce, ma c'è il tocco del muro della Jolly 5 pronti. 3-5. Break. Sì, break del Villafranca Tirrena. Princiotta, no, sempre Schipilliti. Ho visto Princiotta si avvicinava ma era coperto dal computer. Schipilliti ha toccato. Sì, forse ha pestato, sai. Pugliatti va da Emanuele Renzo. E buona questa spike. Mi sembra che ha pestato Schipilliti. Non ho visto. Ed è proprio Intanto una buona Emanuele schiacciata al di servizio. Renzo. Una buona schiacciata di Renzo. Sì. Molto teso il suo servizio. Tiene De Francesco. Mani out ottenuto da Emanuele Corso. 4-6. Si vede che comunque le due squadre sono un po' più stanche, Sì, sì. Si vede proprio a vista, cioè. Ed è la prima di campionato. Ed è anche la prima, esatto. Quindi magari una condizione non perfetta. Pugliatti, 7 di Antonio Melara. 5-6. Ha colpito benissimo il centrale 5 frontese Doc Antonio Melara. Proprio lui ad andare al servizio, sempre sul libero, passata all'indietro per Corso con un no look, mette a terra questo pallone. Sta imitando un po' Domenico Laganà Corso. Vabbè, questi sono colpi che sono anche nel suo repertorio. No, era Pugliatti ora in attacco. Era Pugliatti? Sì, sì. A me sembrava Pugliatti adesso il servizio con l'ottima spin.
Oh, Attenzione. Marco non riesce ad alzare questo pallone. 5-8. Ancora Pugliatti al servizio, pallone si ferma sulla rete. 6-8. Risponde A al un fratello. Pigliatti risponde un altro Ah, Pugliatti. sì. Indovina su chi batterà? Su Pugliatti. Eccolo. Pallone all'indietro, mette giù Corso. Buona. 6-9. Continua su questo +3 Villafranca Tirrena. Ed è al servizio Cucca. Pallone su Max Lopetrone. Pugliatti va dall'altra parte da Mimmo Laganà. Monster block. Monster block, come dice la canzoncina della FVB. Come arriva la sigla. Copione del secondo set. Sì, è vero, è vero. Anticipato però. Denisio riceve, chiamato in causa, pallonetto con gomito Schipilliti, poi non si intende che Brinciotta. Incomprensione. Rivediamo. Olè. Ecco, se non si sono intesi Brinciotta e Cucca. Doveva andarci Brinciotta, era più vicino. 7-10. Dionisio Di Pasquale dal fondo. La ricezione di Pugliatti, Brinciotta, tocca il muro Giolli. Pugliatti in bagger Lopetrone per Mimmo Laganà per l'8-10. Peccato che da questa postazione non riusciamo a vedere le scelte di muro che fanno le due squadre sui vari attaccanti. Pugliatti riceve di là, Bravo. difende Denisio Di Pasquale, poi Mimmo Laganà, Buona. un'altra grande difesa, Villafranca. Oh, sbaglia tutto però è Free libero. ball. Lopetrone, Pugliatti va da Mimmo Laganà, diagonale vincente della Jolly 5 fronti. 9-10. Signore e signori, nonostante le due squadre siano stanche, stiamo vedendo delle belle giocate. Mettetevi comodi. Proprio una bella pallavolo. E time out chiamato da Mr. Staiti. Squadre di nuovo in campo dopo questo time out chiesto dalla Sicily Beach Volley School. A servizio per la Jolly Dionisio Di Pasquale. Ciccio Pugliatti riceve. È forte la schiacciata di Emanuele Corso, ancora lui per Villafranca Tirrena. 9-11. A proposito sempre di mondiali, si stanno giocando anche quelli femminili di volley. L'Italia ha vinto 3-0 oggi contro la Cina, chiudendo il girone prima in classifica. Ora rimangono solo i quarti di finale. Tanto errore al servizio per Villafranca Tirrena. 10-11 il punteggio.
Federico Figlionosi. Riceve così Princiotta. Poi ottiene il massimo con un Dionisi Di Pasquale un po' impreparato qui. 10-12. La stanchezza si fa sentire. Princiotta al servizio, riceve Dionisi Di Pasquale, Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà. Bravissimo qui Princiotta. Non bravo però Francesco Pugliatti. 11-12. Sottotono la prestazione di Ciccio Pugliatti contro la sua ex squadra. Laganà. Bella, chiamato in causa Pugliatti, tocca il muro, si tuppa Lometrone ma non riesce a rimettere in gioco il pallone, quindi resta a +2 Villafranca Tirrena. Posto, si rialza Max Lometrone, si tocca il fianco, è caduto male dalla difesa. sì. Schipilliti al servizio, teso. Pugliatti la alza per Laganà. Pugliatti, Francesco a schiacciare, tocca il muro della Jolly, la gioca la Jolly con Emanuele Renzo, pallone out. 11-14. Su questo pallone non c'erano dubbi. Time out chiesto da mister Franco Giglietta. Ci sta tutto. Sì, non ha chiuso bene Renzo. Voleva angolare troppo. Respiriamo, organizziamo bene questo cambio palla. Cosa avrà da dire Giglietta? Ora sta parlando con Lometrone. A 14. C'è Mauro Princiotta al servizio. Dionisio ad alzare per la Jolly, Renzo, muro di Villafranca Tirrena. 11-15. Sicuramente a livello di punteggio non ci stiamo annoiando perché la partita sta rispettando il pronostico. Sì. Tra l'altro mi aveva detto mister Giglietta, no? Che quest'anno non posso dimenticare il campionato degli anni passati perché tutte le squadre sono abbastanza quest'anno il campionato è più livellato verso l'alto rispetto alle passate stagioni. Molti cavalli di ritorno anche, no? Colpisce un po' in ritardo qua Melara e la gioca male, però Villafranca Tirrena la gioca bene. La Jolly 5 fronti con Mimmo Laganà. E quindi dicevo, tanto conteggio 12-15, dicevo no, molti giocatori che magari dalla 3 sono scesi alla B, tanti giovani che sono cresciuti in questi anni, che comunque abbiamo visto in questi ultimi 2-3 anni tante squadre di Serie B composte da ragazzi giovani che hanno maturato l'esperienza. Sì. E ovviamente degli elementi di esperienza. Renzo, pallone molto teso, tiene bene Villafranca Tirrena. Pugliatti, Agelli che ha tenuto bene questo primo tempo. Laganà tutto braccio, tiene De Francesco, Pugliatti per il 13, il 12-16.
16, ok, mi ero perso un attimo col punteggio. Schifilliti al servizio, quindi l'alzatore in +1. Inizio di Pasquale, brutta la ricezione di Pasquale, non ci arriva Marco Pugliatti. 12-17, le indicazioni di Giglietta al suo capitano. Ancora Schifilliti al servizio, riceve stavolta bene Dionisio Di Pasquale, si propone pure per l'attacco, non si tuffa nessuno nel Villafranca e quindi 13° punto della Jolly 5 Fronti. Pallone raccolto, tanta calma, cambio solito al servizio, entra Crucitti, esce Melara. Crucitti che non c'ha solo il servizio, c'ha anche qualche colpo in pipe, l'abbiamo visto nelle amichevoli. Stavolta però la sua spin si ferma sulla rete. 13-18, primo errore anche per lui al servizio. Si chiude il cambio, rientra Melara, esce Crucitti, poi Melara che lascia il posto al libero Max Lopetrone. È una formula che si recita ormai a memoria. Francesco Pugliatti ora al servizio per la Sicily. Spin per lui su Lopetrone, tiene bene, Pugliatti va dall'altro lato, bravissimo qui Dionisio Di Pasquale a tenere in gioco, salta però in ritardo e da solo, fortissima la schiacciata del giocatore del Villafranca. 13-19. E quindi ancora Francesco Pugliatti al servizio. Si aiuta con il nastro, Figlianotti tocca, Pugliatti va dietro da Mimmo Laganà, bravissimo qui Germanà a tenere in gioco, Renzo tiene in gioco per la Jolly, Laganà, ancora lui, Laganà dalla panchina l'avevano vista out ma è proprio sulla linea. Chiedevano la pestata. 14-19. Cambio per la Jolly, esce Marco Pugliatti, entra Domenico Laurendi al servizio. Cambio di alzatori, rifiata un po' Marco Pugliatti. Servizio di Laurendi, riceve Pugliatti, Princiotta, Renzo, Laurendi su Di Pasquale, Murato, Laurendi va dietro da Mimmo Laganà, forte, c'è il recupero ma non riesce De Francesco a tenere in gioco il pallone. 15-19. Sai che forse c'è stato un tocco di Laurendi un po' così che poteva stare la doppia, no? Sarò il pallone troppo. Io non le girato. chiamerei mai le doppie, sono proprio la sì. cosa più. Sta di fatto che comunque ormai nei campionati di Serie A non ne chiamano perché i palloni sono molto veloci. Sì, si tende più alto il livello, più alta la categoria e più si tende a lasciar giocare. Ha fatto un buco nei 3 metri Mimmo Laganà. Guarda qua. Sotto le gambe. 16-19. Altri due ex giocatori Jolly qua in tribuna davanti a noi, Tommaso Recchio e Raffaele Zangari, per motivi universitari ovviamente non sono presenti quest'anno. Ancora Laurendi al servizio, riceve Pugliatti, bravissimo qui Corso che ottiene il 20° punto, rimanda in safe zone Villafranca Tirrena.
è un giocatore di lungo corso. Sì. Dionisio Di Pasquale, sistema Laurendi. Di Pasquale, Laurendi, Laganà murato, ma pallone che rimbalza sulla rete e poi Dionisio Di Pasquale non riesce a tenerlo in gioco. 21esimo punto di Villafranca Tirrena, 16-21. Stende il braccio l'arbitro Richichi. Cucca al servizio, pallone teso, riceve Lopetrone, Laurendi va dietro da Dionisio Di Pasquale, murato, la copertura di Renzo, Laurendi ancora da Dionisio Di Pasquale, Cucca che la para e pallone out, 17 per la Jolly, 21 per Villafranca Tirrena. Dionisio Di Pasquale sempre da fondo campo, in zona di conflitto, comunque pallone giocabile, si tuffa Lopetrone, Laurendi va dietro da Laganà, anche un altro tuffo del Villafranca Tirrena, tiene in gioco Lopetrone, poi però Mimmo Laganà spreca tutto, 17-22. Bravo Massimiliano. Non trova l'angolino. Fa bene Luca a sottolineare i recuperi di Lopetrone, 2 di fila. Sì, ma non si è mai tirato indietro su nessun pallone in tutta la partita. E il secondo time out a disposizione di mister Giglietta viene chiamato adesso. È bello vedere anche gli sguardi sotto rete, adesso ne ho visto uno tra Maurizio Schipilliti e Laganà, che sono stati compagni di squadra in passato, e c'erano degli sguardi con dei sorrisi. A 22, hanno respirato un po' le due squadre, adesso siamo al quarto set, perché si fa sentire, serve una scossa proprio alla Jolly per cercare di ragguantare il punteggio. Bella la spin, bravissimo Lopetrone, e guarda qui Laurendi, che pallone che ha recuperato. Bravi. Sembrava destinato ad andare nell'altro campo, sfrutta i suoi centimetri, 18-22, ed è stato bravissimo Federico Filianoti a schiacciare a seguire. questo pallone. È proprio Filianoti al servizio, sembrava destinato a out, la prende Pugliatti, buona la schiacciata, la parata di Filianoti. Pallone out, 18-23. Gioca la Jolly Laurendi con Laganà, out, 24esimo punto del Villafranca Tirrena, set point. Qua deve fare qualche cambio. Non è un cambio per Laganà. Che è l'opposto. Riceve Dionisio Di Pasquale, Laurendi dietro, Laganà forte, tiene bene Villafranca Tirrena, tiene bene anche Dionisio Di Pasquale, Laurendi va in pipe per Dionisio, recupera Renzo, alza Dionisio Di Pasquale per Mimmo Laganà, bravo, fine forte
annulla il primo set point, 19-24. Comunque sì, Francesco Filianotti è il centrale, Federico è lo sganciatore. Dobbiamo continuamente cambiare, li confondiamo i due, perché iniziano tutte e due per F, quindi Lagana forte il suo servizio, come sempre ottimo il primo tempo con la coppia Schipilliti. 19-25 si chiude anche questo quarto set, andiamo al quinto. Un po' di pausa per noi, anche noi sentiamo un po' la stanchezza, giustamente non eravamo più abituati. Vi ricordo come sempre di passare dalle nostre pagine social Facebook e Instagram Edicole di Pinuncio, il nostro sito www.edicoledipinuncio.it. potete scansionare il QR code in basso a sinistra, vi porterà ad una pagina in cui avrete tutti i link a disposizione. (25-17) il primo set, 20-25 il secondo, il terzo è terminato 25-18, quarto fotocopia ma a parti inverse, 18-25. No, 19-25. Tutto pronto per il quinto set qui al Palaponini di Cinquefrondi. Gli abbracci delle due squadre. I sei ormai si recitano a memoria. Renzo per la Giolli e Princiotta per Villafranca, che ricordiamo erano partite con la Giolli con Remo e Villafranca con Mazza come schiacciatori. Gugliatti al servizio, riceve Renzo, Lagana e out il suo colpo, no?
c'è il tocco del muro e del libero, quindi parte in vantaggio la Jolly Cinquefronti 1-0. Guiatti al servizio, si aiuta un po' con il nastro, De Francesco riceve e come sempre è buono il primo tempo del Villafranca, ma stavolta con Cucca, uno pari. Punto della Jolly Cinquefronti 2-1. Di Pasquale al servizio, forse per un attimo voleva cambiare lato, va su Pugliatti e ancora una volta attacco centrale vincente del Villafranca Tirrena, 2 consecutivi primi tempi, prima con Cucca e adesso con Schivilliti. Riceve Lobetrone, Pugliatti va da Renzo, Brinciotta rimanda di là, Dionisio Di Pasquale, Pugliatti, Laganà tocca il muro, Pugliatti a difendere, primo tempo, stavolta copre la Jolly ma c'è free ball, chiamato in causa corso out. Quindi nuovo vantaggio per la Tiber Jolly Cinquefronti 3-2. Piglianotti al servizio, riceve Pugliatti, dietro per Corso che un po' ha sentito la botta di prima e manda completamente sulla rete. Break per la Jolly Cinquefronti 4-2. 2 errori consecutivi per lui. Piglianotti al servizio, molto teso, riceve sempre Pugliatti, muro della Jolly, colpisce bene Mimmo Laganà, 5-2. Questa volta c'era l'urlo di Laganà. Sì, stavolta c'era. Time out chiesto dalla formazione ospite. È giusto, sul 5-2 Luca. È giusto, un time break a 15. Vogliono provare a interrompere questa scia positiva. Fabio sempre pronto. Sì, si tiene caldo. È sulla nostra sinistra. Per riscaldarsi, ecco, lo vedete apparire adesso. Gioco che può riprendere. Piglianotti al servizio, sempre su Francesco Pugliatti, giocata da Brinciotta. Oh, Buster blocca, muro 1. 2 consecutivi. Mimmo Laganà on fire. 6-2. Questi sono i muri che oltre a dare spettacolo danno una carica importante alla squadra e tagliano le gambe agli avversari. Senti meno la stanchezza ora. Poi 2 di fila. Pugliatti riceve, tocca il muro, bravo qui Piglianotti, Pugliatti dietro ancora da Laganà. Signore e signori, Domenico Laganà, 7-2, 3 punti consecutivi in
2 su muro, 1 è schiacciata lungo linea in caduta. E non è da... dobbiamo sottolineare la difesa del centrale su un attacco di corso. Bravissimo, è un merito aggiunto. Bravissimo Francesco. Guarda mister Staiti come è molto arrabbiato con i suoi, soprattutto con il libero De Francesco. Piglianotti ancora al servizio, zona di conflitto, un po' in difficoltà qua Villafranca, Princiotta schiaccia e mani out, però questa volta graziato il Villafranca. 7-3. Pronto al servizio ancora Princiotta. Inizio di Pasquale riceve Pugliatti al centro, fa Antonio Melara. Quanto è bello vedere Melara risultare così, guarda. È bello vederlo esultare, ma è bello vedere questi ragazzi che negli ultimi anni magari hanno giocato meno perché trovavano meno spazio, e vederli così protagonisti quest'anno in campo è da parte mia è una soddisfazione. Certo, l'anno scorso si alternava spesso con Arena e con Vaiana. Sì, verso fine campionato si è visto una crescita di Antonio. Vederli protagonisti quest'anno da subito è un piacere. Arena che comunque continua ad avere qualche problemino con la caviglia e quindi è lì di supporto ai suoi compagni di squadra. Tanto la canale al servizio. Bravissimo, cioè De Francesco. Pugliatti, forse un pallone out, però bravo in parata. Inizio di Pasquale, Schifilliti, alza per Pugliatti che colpisce sulle mani di suo fratello ed è 8-4. Lagan ha chiamato in causa, bravissimo qui Schipilliti, la doppia. C'era anche all'azione precedente. Eccola qua, la rivediamo. Però forse ha sbagliato ad andare su questo pallone. Uno che non è un alzatore, c'era lì pronto il suo compagno di squadra, Bagher. Non l'ha visto, forse non se l'è nemmeno chiamata l'alzatore del Villafranca. Ace per Emanuele Renzo che si aiuta con il nastro. 10-4, completamente il blackout Villafranca Tirrena. Emanuele Renzo quindi al servizio ancora dopo il precedente ace sul libero De Francesco. Villiti per una schiacciata di corso recuperata dalla Jolly e un super Dionisio Di Pasquale. Ora diventano tutte facili. Si fa sentire il Palabonini. 11-4, è una bolgia. Secondo time out chiamato dal Sigili Beach Volley School. Vediamo, abbiamo visto le ultime azioni difendere i giocatori che nei loro ruoli non è il fondamentale principale, come ora Domenico che è all'opposto e prima il centrale. E quando questi giocatori diventano parte attiva anche in questo fondamentale significa che c'è il lavoro dietro durante la settimana che coinvolge tutti. Anche Dionisio ha fatto una bella parata prima. E ricordiamo, non solo si allena lui con la squadra, ma allena anche le under, quindi magari qualche tuffo lo fa anche lì. Renzo, sempre servizio teso.
Schipilliti va da Corso, no, era Pugliatti, pallone recuperato dalla Jolly, ora è Corso, Lagana, ma il pallone no, schiaccia Corso, eccolo qua, sì. Guarda anche le difese, ora si è tuffato Lagana. 12-4 per la Jolly 5 fronti. L'atteggiamento difensivo è una cosa che va allenata e in questo caso si vede che è stata attenzionata. L'ha detto anche durante un time out nell'amichevole contro Callipo il mister Giglietta: ragazzi, non mi state piacendo sui recuperi. Si vede che l'hanno allenato un po' di più. 12-5. Petrone ricevuto per la Jolly, Dionisio Di Pasquale col pallonetto, c'è il muro. Petrone in bagger ancora per Dionisio Di Pasquale, stavolta sceglie di forzare il colpo, però una diagonale che non chiude. 12-6. Schipilliti si aiuta col nastro, si tuffa Melara ma non basta. Ace per Schipilliti. 12-7. Sono 3 punti consecutivi? Sì. E chiama time out questa volta mister Giglietta, ci sta tutto. Prima giornata di campionato Serie B maschile, quest'anno è girone I e non girone M. Con protagoniste Calabria e Sicilia, Calabria con la Nezia, con Callipo e con la Jolly 5 Fronti. Tutto il resto è Sicilia. Ce ne sono un bel po', quindi non mi metto a elencarle. Le abbiamo lette anche prima, quando abbiamo visto chi sta giocando in questa giornata e la prossima giornata. 12-7 il punteggio, squadre di nuovo in campo al Palabonini. Servizio ancora Schipilliti, riceve Lopetrone, bella lazzata di Marco Pugliazzi dietro per Domenico Lagana che sbuccia il muro avversario, ottiene il 13° punto. 13-7. C'è il cambio, entra Remo ed esce Melara. Sì, strano questo cambio, però non l'avevo Remo visto. alla battuta. Ha cambiato, invece di Crucitti ha messo a Remo in battuta. Crucitti ancora non l'ha messo Per la tempo. difesa. Sì, come avere un altro libero. Fallo è di Corso secondo l'arbitro. Proteste? Oddio, forse ha toccato il muro della Jolly, sai? Forse ha toccato il braccio della Jolly. Cartellino giallo intanto per Villafranca Tirrena, con Pricciotta a parlare sotto il stagionale dell'arbitro. Rivediamo il replay. Sì, secondo me è la mano del muro della Jolly. In discesa si è portato un po' la rete, anche perché lo schiacciatore del Villafranca era staccato. Remo su De Francesco, Schipilliti dietro per Pugliatti, usa le mani del muro avversario. Autocopertura. 14-8, match point ancora per la Jolly. Il primo annullato, siamo al secondo. Servizio dell'ex Ciccio Pugliatti. Buono il servizio di Pugliatti. Free ball lunga Germanà, primo tempo. Lagana protegge Di Pasquale a tutto braccio. Dionisio Di Pasquale a chiudere
questo match. 15-8 il quinto set al Palabonini di Cinque Frondi. Bella l'esultanza dei ragazzi di Mister Giglietta e l'abbraccione di Mimmo Laganà all'allenatore Franco Giglietta, tutti ad abbracciare Franco tutti Giglietta, primo Bencastro, Collorini e il PS Forgione ad abbracciare Franco Giglietta, che è stato bravissimo. È tornata anche la stretta di mano sotto rete, non l'avevo vista questa. Dopo l'emergenza sanitaria Covid è tornata la stretta di mano sotto rete ed è anche bello. Abbiamo visto una bella pallavolo qui al Palabonini di Cinque Frondi. Eravamo in crisi d'astinenza, 2 ore e 23 di gioco ci sono bastate per colmare un po' la nostra astinenza, Renato. Ora la prossima la Jolly riposerà, c'è Dionisino lì ad esultare con c'è Dionisio Junior in campo. Il Dionisino là, guardate, vestito di bianco e braccio al papà, abbracciato al papà. 3-2, primo set 25-12, secondo set no 25-17, secondo set 20-25, terzo set 25-18, quarto set 19-25, quinto ed ultimo set 8-15. Il tuffo dei ragazzi. Luca, un MVP di questa partita? No, è stato bello essere con voi. L'MVP di questa partita, non so, il cuore mi dice Di Pasquale, ma il campo forse dice Laganà. Anche io direi Laganà. Renato, tu? Ma Laganà, Pugliatti. Anche Pugliatti, sì, però sì. vince Laganà. Sì. Anche se presente anche in campo Torro, lo vedo, il cane di Pugliatti. Vogliono giocare un po' tutti stasera. Allora, anche se è un merito la a tutta prossima la in squadra. casa noi avremo di nuovo il commentatore. Speriamo, dai, Vieni. compatibilmente con gli Sfrutti un impegni altro sarebbe un passaggio. piacere. Sarebbe un piacere. Magari se porti anche la piccolina, sì, ce la presenti. Facciamo conoscere i Cinque Frondi. Con piacere. È sempre un piacere. Grazie Luca. Allora, Grazie quando a è la voi. prossima, Gabriele? La Riposiamo prossima e poi settimana. dove andremo? Saremo in casa di nuovo? Non lo so, la terza non ce l'ho. Non ce l'hai. Mi Vabbè. trovo impreparato. Gli impegni li abbiamo visti in precedenza, se volete li rimando. Aspetta. Prossima 1. Vai. Detto Ianni che riposa, Paumar Volley Siracusa che affronterà Tonno Callipo Calabria Pippo Valencia. Saper Palermo contro Geam Service Aquila Catania. Poi abbiamo Costa Dolce Papiro contro la Raffaele Lamezia. Fratelli Anastasi contro Warriors Via Grande e poi la Jolly Cinque Frondi che riposerà. Noi ci salutiamo, vi ringraziamo per averci seguiti quest'oggi. Da Luca, da Gabriele e da Renato è tutto. Alla prossima. Arrivederci, alla prossima. Arrivederci.